L'Auditorium della Cultura Friulana di Gorizia ha ospitato ieri la quarta conferenza regionale sulla lingua friulana organizzata dall'Arlef nella città capitale europea della cultura. Insieme a Nova Gorizia si sono così toccati i temi dell'identità del territorio e della valorizzazione della madrelingua parlata da circa 440.000 corregionali. Gorizia è stata scelta come sede per questa quarta conferenza, sì, perché chiaramente è capitale europea della cultura e quindi vogliamo rafforzare questo bellissimo ruolo che quest'anno la caratterizza, ma anche perché comunque qui il friulano è di casa. Non dobbiamo mai dimenticare che il friulano è una lingua che è parlata in molte parti della nostra regione, non solamente nella provincia di Udine, è una lingua che è molto diffusa, ha 440.000 persone che la parlano e quindi portarla qui ha questa duplice valenza. Da un lato riconoscere il ruolo di Gorizia come capitale europea della cultura, dall'altro rafforzare il riconoscimento di quella che è la diffusione che il friulano ha nella nostra regione. Ed è una regione, la nostra, dove le lingue minoritarie hanno sempre più un ruolo di identità e il friulano ovviamente ne è un esempio lampante. Sì, le lingue minoritarie sono uno strumento di identità, sono uno strumento per rafforzare le nostre radici, le nostre tradizioni, sono parte di noi. Se poi parliamo del friulano, solamente pronunciare il numero 440.000 persone in una regione che ha meno di 1.200.000 abitanti, ecco, sono numeri che già di per sé rendono l'idea di quanto sia importante il friulano e di quanto sia radicato e diffuso e di quanto siano le famiglie o le persone, giovani, meno giovani, che in qualche modo vedono questa lingua come un qualcosa di sé, insomma, qualcosa da valorizzare, da tutelare, da promuovere, e quindi noi in una società che è cambiata profondamente dobbiamo cercare gli strumenti per farla al meglio, cercando di far innamorare la nostra lingua anche chi magari viene da fuori, da altre regioni, come è capitato nel secolo scorso, o anche da altri paesi europei e mondiali, come sta capitando magari più recentemente. La società è cambiata, si è evoluta, ci sono meno bambini che nascono, ci sono meno giovani, la popolazione invecchia e c'è più emigrazione o immigrazione a seconda dei casi, e quindi questo significa un cambiamento sociale epocale che richiede anche però la necessità di attivare quegli strumenti che facciano innamorare di questa lingua chi qui ha le proprie radici, ma anche chi magari le sue radici comincia a farle crescere. All'interno dell'Università di Udine e in particolare all'interno del CIRF, il Centro Interdipartimentale di Ricerca e di Sviluppo della Lingua e della Cultura del Friuli che dirigo, il lavoro dell'Università si svolge fondamentalmente su 3 piani. Naturalmente quello dell'insegnamento, quindi attraverso tutta una serie di corsi che ormai procedono da moltissimi anni, quindi praticamente quasi dalla nascita dell'università, corsi di lingua, letteratura friulana, linguistica e plurilinguismo ed educazione plurilingue, poi attraverso la ricerca naturalmente sia in ambito linguistico che in ambito filologico, e poi nei diversi dipartimenti abbiamo tutta una serie di dipartimenti anche scientifici che in qualche modo chiaramente lavorano sul Friuli, e poi anche attraverso la divulgazione, la disseminazione dei risultati di questa ricerca all'interno della società. E quindi il compito dell'Università di Udine è fare in modo che un buon livello di lingua friulana, che buone conoscenze relative alla lingua friulana siano disseminate il più possibile, non soltanto fra gli studenti, non soltanto all'interno della comunità accademica, ma anche e soprattutto nella popolazione.